La magia del fuoco. È proprio davanti ad una stufa che il fuoco ci scatena una serie di emozioni, ci scatena una serie di ricordi, e il fuoco, proprio come fiamma viva, ci fa pensare a tutto quello che è legato al fuoco come simbolo di energia vitale, come simbolo di forza, e soprattutto il fuoco come impegno delle ritualità quotidiane della famiglia contadina. Ma anche nell'ambiente sacro il fuoco è particolarmente simbolico, soprattutto in questo periodo di festività natalizie. Ed è proprio oggi, durante la giornata dell'Epifania, oggi 6 gennaio, che in molte piazze il fuoco sarà il vero protagonista. Infatti la giornata di oggi vede dei gran falò che sono stati preparati realizzando una montagna di paglia, di erba secca, di ramaglie, che hanno confezionato questa grande montagna, sulla cui sommità è stato posto un fantoccio, il fantoccio che vuole rappresentare appunto l'anno vecchio che se ne va. Infatti in varie parti del Veneto queste manifestazioni sono organizzate e a seconda del comune e il paese di appartenenza assumono nomi diversi. Nella nostra zona queste manifestazioni sono appunto chiamate le manifestazioni della Brusa Vecia, e al momento dell'accensione del grande falò si vede la comunità raccolta attorno a questa grande montagna di legna che sta iniziando a prendere fuoco. Si sente il crepitio della legna secca e si vedono le scintille che seguono l'andamento, seguono queste brezze di aria, e la curiosità delle persone è quella di interpretare l'andamento dell'anno che è appena iniziato seguendo l'andamento delle scintille. Anche voi partecipate ogni tanto a questi eventi di piazza? Avete ricordi legati a questa giornata del 6 gennaio? Vi invito a condividerli con me.